Emergenza maltempo, in montagna è tornata la pioggia, adesso a preoccupare sono le frane e gli smottamenti, vertice con i sindaci ad Agordo. Non dimenticate la montagna, l'appello del governatore Zaia ai veneti affinché aiutino il bellunese promuovendo il turismo, solo così si potrà ripartire già dal ponte dell'8 dicembre. Ponte della Friula chiuso, grandi disagi alla circolazione con la Marca spaccata in due, il sindaco di Suregana, bisogna fare presto per ripristinare la viabilità alternativa. Uomini e mezzi pronti a partire per il bellunese devastato dal maltempo, successo record per la raccolta di generi di prima necessità da destinare alle popolazioni della montagna. Picchiato e rapinato nel parcheggio dello stadio Tenni, vittima del pestaggio un 60enne trevigiano, un rumeno di 30 anni arrestato dalla polizia. Dopo 20 ore di angoscia sono stati ritrovati sani e salvi due anziani coniugi scomparsi ieri pomeriggio a Valdobbiadene, hanno trascorso la notte in una baracca. Presentata a Treviso la Supercoppa Italiana 2018 di volley femminile al Palaverde, incontro tra Imoco Conegliano e Igor Novara, il presidente della Lega dona a Zaia fondi per le popolazioni colpite dal maltempo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora un'ampia pagina dedicata al maltempo che ha devastato soprattutto la montagna bellunese. È in corso ad Agordo un vertice con i sindaci delle zone coinvolte. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con Agordo, dove c'è, lo vedo, il nostro inviato Lucio Zanato con il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono con, hai detto giustamente tu, il sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro, per metà trevigiana, e quindi proprio giochiamo in casa anche come telegiornale. Sentasi sindaco, la riunione di questa sera è per dire, voi state combattendo contro il maltempo, state combattendo contro le frane, state combattendo contro quello che è accaduto, adesso vi tocca combattere anche contro la burocrazia. Sì, questa è la riunione tecnica più dedicata, diciamo, all'aspetto ragioneria e rendicontazione, ne abbiamo avute nei giorni precedenti anche per quanto riguardava l'ufficio tecnico e prima ancora per quanto riguardava l'organizzazione. Raccontiamo perché è una lotta contro la burocrazia, perché c'è da mettersi a ridere per non piangere, perché voi che vi siete trovati senza avere nulla dovevate dire vabbè, comincia a sparare il fango, però adesso quante carte dovete fare? Tantissime, perché poi noi ci siamo trovati una settimana senza avere internet, computer, nulla, e ormai tutti quanti i programmi di gestione delle tesorerie comunali, dei mandati e quant'altro avvengono tutti online, tutti. Per cui avendo la mancanza di comunicazione non si riusciva a fare dei termini, non si riusciva a fare impegni di spesa, nulla, quindi siamo andati un po' così ad occhi chiusi, guardando l'emergenza, che era la cosa che ci interessava di più. E se sbagliate qualche carta adesso? Adesso sono problemi, infatti tutti quanti i ragionieri erano abbastanza preoccupati proprio per questo, perché può essere che sia sfuggito qualcosa, può essere che ci dimentichiamo. Diventa danno erariale? Speriamo proprio di no, insomma. Senta, al di là di questo, nel suo comune come sta andando? Allora, noi devo dire che siamo stati anche fortunati nella sfortuna di questa disgrazia del terremoto, dell'uragano, perché abbiamo la fortuna di avere la squadra di vigili volontari, vigili del fuoco volontari, che però hanno un carattere permanente, quindi sono partiti subito con gli interventi. Abbiamo 3 grosse ditte di scavatoristi, anche loro subito già dalla prima mattina, ancora col buio, si sono intervenuti, e tantissimi volontari, la squadra delle regole, hanno tagliato, quindi devo dire che nel giro di pochi giorni perlomeno la parte di make up, no? Quello che era la prima vista era già risolta, il problema è tutto il resto, perché noi abbiamo una quantità di frane pazzesca. Io stamattina ho passato tutto il giorno, mattina e pomeriggio, a fare sopralluoghi, e stavo partendo per venire a riunione, se ne sono aperte altre 2. Vedo che è veramente stanca, da quanto tempo è che non dorme? È da una settimana. Da una settimana. Ecco, giusto per vedere il volto dei sindaci di questa emergenza nella prima linea. Io adesso libero la sindaca appunto di Selva di Cadore, però prima lancio, questo lo dico anche a lei, il passaggio che noi abbiamo fatto con il Presidente di Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che è venuto su per vedere di persona cosa è successo. Allora l'abbiamo preso di peso, l'abbiamo portato a Rocca Pietore, in alto, e a Malga Ciapella, per fargli vedere che cosa
cosa vuol dire avere gli impianti devastati. È l'esempio di quello che vi è capitato, devo dire è rimasto a bocca aperta. Allora io chiuderei il collegamento lanciando proprio questa intervista alle immagini del Presidente, che tra l'altro annuncia anche che stanzierà diverso denaro anche lui per dare una mano a tutti voi. Quindi linea allo studio e vediamo insieme il Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. No, parlare con cui la popolazione civile. Piacere mio. Salve. Complimenti. Buongiorno. Per rendersi conto bisogna venire qua, altrimenti non si rende conto proprio di cosa è accaduto in questo territorio. Voi come Camera di Commercio di Treviso Belluno cosa potete fare? Soprattutto per gli imprenditori, dietro le sue spalle c'è praticamente tutto devastato per quanto riguarda la stagione invernale. Ma noi abbiamo adesso messo subito un bando che andrà in giunta venerdì di 150.000 euro per un primo intervento. Si sta lavorando a un fondo perequativo interregionale, addirittura con le altre regioni qui a fianco come il Friuli Venezia Giulia, che ha avuto anche loro danni. E questo è un primo intervento, poi vedremo cosa ci arriveranno dalle associazioni di categoria e delle amministrazioni, quali interventi si possono fare in sinergia con la Regione Veneto, con la provincia e i comuni, in modo tale da poter dare una mano, non per quanto riguarda l'emergenza ma per il futuro, ci preoccupa molto il futuro. Senta, ma in termini economici che cosa si può dire? Cioè il fondo perequativo cosa vuol dire? Vuol dire sostenere quelle attività con fondo del sistema camerale Veneto o Triveneto, le imprese del territorio. Cosa vuol dire? Prime emergenze, certamente se ci sono delle emergenze, ma in prospettiva cosa vuol dire? Bisogna rimettere in piedi tutta la macchina della promozione, bisogna mettere in piedi tutta la macchina magari dell'innovazione, attrezzatura e quant'altro. Grazie a Lucio Zanato per questi collegamenti dalla montagna bellunese. Si è messa naturalmente in moto anche la macchina della solidarietà, lo vedete già da 2 giorni in sovraimpressione, il numero di conto corrente istituito dalla Regione del Veneto, intestato a Regione Veneto, causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Potete quindi effettuare a questo conto corrente i vostri versamenti, oppure è stato istituito anche l'SMS solidale che andrà appunto alle regioni colpite dal maltempo, da questa eccezionale ondata di maltempo, il 45500. Ma l'appello di oggi del governatore Zaia è proprio quello di non dimenticare la montagna, un appello ai veneti affinché aiutino il bellunese promuovendo quella che è la sua risorsa più importante, il turismo. Solo così, dice Zaia, si potrà ripartire già dal ponte dell'8 dicembre. Sentiamo. Oltre 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, ponti distrutti, un centinaio di strade non percorribili. La montagna veneta è in ginocchio, ma questo non significa che non sia in grado di ripartire in tempi rapidi con quell'eccellenza invidiata in tutto il mondo che sono le nostre piste da sci. Il presidente della regione Veneto Zaia non si stanca di ripeterlo. Non siamo abituati a pieni stay. Noi l'8 dicembre abbiamo tutte le piste aperte. E così, mentre la macchina della solidarietà si è messa in moto con il conto corrente della regione, l'SMS e le donazioni come quella di 10.000 euro della Lega Pallavolo Serie A femminile, in queste ore drammatiche il governatore Zaia ricorda come l'importante sia non dimenticare la montagna veneta, ed il modo più efficace per aiutarla è non smettere di frequentarla, programmando, non appena le strade saranno riaperte, una gita e soprattutto le vacanze invernali a partire dal Ponte dell'Immacolata. Le piste saranno tutte aperte, tutte fruibili, e quindi sto parlando di comprensori come Arabba, sto parlando di Margaciapella, di Marmolada, di Civetta, del Cadore, di Padova nel Comelico e così via. Aiutare la montagna dunque incentivando la voce più importante dell'economia delle vallate bellunesi, il turismo. Il lavoro da fare è molto, 1 miliardo di euro i danni, servono moltissime risorse, ma gli imprenditori veneti non sono certo gente che si arrende, stanno lavorando alacremente per offrire l'ospitalità di sempre. Andare in montagna quest'inverno sarà un modo per dare loro una mano, ed il Veneto si sta già rimboccando le maniche. A noi interessa in questa fase avere subito l'ordinanza di protezione civile che ci dia mano libera. Pensate che quei 100.000 ettari di bosco, se arriva la neve, diventeranno 100.000 ettari di rifiuti, perché andare a recuperarli in primavera, a maggio piuttosto che a giugno, quando
la montagna sarà ancora praticabile, è un guaio perché non saranno molto probabilmente più valorizzabili come legname o come legname da trasformare. Ed intanto nella Marca si continua a lavorare tra Azenson di Piave e Sant'Andrea di Barbarana per ripulire le abitazioni finite sott'acqua e cercare di riportare la situazione alla normalità. Il prefetto di Treviso intanto ha tracciato un primo bilancio. Sentiamo. Si lavora giorno dopo giorno nelle zone golenali del Piave per cercare di tornare alla normalità. I residenti e molti volontari si aiutano, puliscono le strade, le case, si usano le ruspe per accatastare immobili completamente distrutti dall'acqua. Un lavoro ininterrotto nonostante la pioggia di queste ore. Sono stati momenti difficili in cui abbiamo temuto anche per altre zone del Piave, ha spiegato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. In questa provincia devo dire siamo stati direi fortunati perché abbiamo avuto veramente alcuni momenti di tensione perché sembrava che in alcuni punti l'argine non fosse, cioè che le acque potessero superare gli argini perché vi era stata la necessità a monte di svuotare gli invasi con una, diciamo così, potenza maggiore di quella che solitamente viene fatto e quindi abbiamo temuto che a parte le solite aree golenali che pure hanno creato per almeno 1 milione di persone grandi problemi e potessero essere sufficienti e qui si dovessero evacuare anche altre zone abitate, mi riferisco alla zona di Macerata, Ponte di Piave. Il pensiero poi alle persone che hanno subito i danni. Per fortuna la cosa è rientrata, rimane il fatto che ci sono i danni a queste famiglie che vivono appunto nelle aree golenali e soprattutto speriamo che il tempo volga al meglio e che quindi il pericolo si possa dire definitivamente scomparso. Siamo sicuramente in condizioni molto migliori che non i nostri vicini della provincia di Belluno in particolare. Quello che è capitato alla nostra amata montagna veneta è un disastro senza precedenti, anche se grazie all'azione della Protezione Civile regionale sono stati limitati i danni. La realtà dei fatti è che la montagna ha salvato la pianura, evitando così il peggio. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Massimo Giorgetti commenta il disastro ambientale accaduto in questi giorni nel territorio bellunese. Poi l'appello: mi aspetto che da domani parta una bella competizione tra i sindaci che hanno aziende pubbliche per adottare un'opera o un progetto da realizzare direttamente e a proprio carico. La risposta sta arrivando anche dalla Marca trevigiana. Il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sono arrivate anche le richieste per la disponibilità di uomini. Proprio stamattina io ero impegnato qua, ma mi hanno chiamato i responsabili della Protezione Civile e adesso organizzeremo i nostri uomini per andare a dare una mano. E oggi siamo tornati a Ponte della Priula perché l'altro grande problema della provincia di Treviso è quello appunto della chiusura di quel ponte con una provincia spaccata in 2 e grandi disagi per chi deve passare da una sponda all'altra del Piave. Di oggi un nuovo appello del sindaca di Susegana che chiede di fare quanto prima possibile per ripristinare l'alternativa. Sentiamo. Stanno lavorando su tutti e 2 i fronti, sia sul ponte da ristrutturare sia sulla viabilità alternativa. Stanno portando via tutto il materiale che è andato rovinato, ma mi auguro che siano mantenuti i tempi che avevo proposto. Operai al lavoro questa mattina per ripristinare la viabilità alternativa a Ponte della Priula, ruspi in movimento anche nella giornata di domenica. Si interviene per fare in modo che il ponte Bailey, chiuso dopo la piena del Piave della scorsa settimana, possa tornare transitabile in tempi brevi. Mi auguro che per la prossima settimana si possa ritornare a transitare su questa viabilità. Oggi con la riapertura delle scuole doveva essere il giorno della verità e sia a Susegana come nei comuni dove viene fatto deviare il traffico i disagi alla circolazione sono stati notevoli. Sono situazioni gravi qua, sono situazioni gravi a Macerata dove c'è un traffico che chiaramente non riesce più a essere sostenibile per tutta questa deviazione. Intanto il comune di Susegana è impegnato ora anche su un altro fronte. Adesso dovremo fare con urgenza una verifica degli ipocastani lungo la salita del castello perché sono anche ipocastani centenari per cui c'è il dubbio che alcune piante possano essere malate e quindi a rischio caduta. Ed intanto in queste ore c'è stata anche una mobilitazione della Marca trevigiana per aiutare le popolazioni della montagna bellunese. Vorrei donare generi alimentari.
Come posso aiutare le popolazioni bellunesi? A chi devo rivolgermi per far arrivare acqua e cibo in montagna? Questi sono solo alcuni dei messaggi arrivati in questi giorni in redazione. È il popolo trevigiano che, come sempre accade in queste circostanze, si sta mobilitando per andare in soccorso delle famiglie della montagna bellunese. È quello che ha fatto Prisca Secchi di Valdobbiadene, ma originaria di Falcade, insieme alle cognate Daniela e Federica. Dopo essersi messi in contatto con il centro operativo montano, hanno chiesto quali fossero le necessità, di quali prodotti ci fosse bisogno. Hanno così iniziato una raccolta di beni che ben presto ha assunto dimensioni inimmaginabili. Una cosa di queste proporzioni sinceramente non me l'aspettavo proprio. Il popolo veneto ha un cuore grande, non solo portavano le cose che avevano comprato, ma anche chiedevano come stanno, fateci sapere. Ieri sono partiti i primi 3 furgoni carichi di prodotti destinati al COM di Alleghe. Stamane 2 camion e un furgone sono tornati a consegnare acqua e generi alimentari. Domani pronti a partire altri 4-5 mezzi. Stamane anche Prisca Secchi era presente alla consegna e per lei, originaria di quei luoghi, vedere la devastazione è stato un colpo al cuore. Quando sono arrivata al Ponte del Masso ho iniziato a risalire l'Avordino, sinceramente ho avuto un nodo alla gola e ho pianto perché ero insieme ad altre persone, però il mio cuore piangeva tanto. Sembra che sia passata, ma peggio di una guerra, una devastazione. Grande l'accoglienza che i volontari hanno ricevuto. L'entusiasmo e la felicità delle persone che ci hanno accolto mi ha aperto veramente il cuore, perché in comunità montana mi avevano detto se non c'eravate voi non avevamo nulla. Ci sono poi quei trevigiani che, indossati stivali e caschette e impugnati una pala, stanno aiutando a ripulire strade e case dal fango, come fatto da una trentina di cittadini di Preganziol, con in testa il sindaco Galeano, che ieri insieme ad altri 400 volontari hanno risposto all'appello del sindaco di Belluno. Abbiamo una fetta di cuore e di passioni che si svolgono e che vivono proprio in quei territori, quindi abbiamo sentito proprio di dover rispondere senza tanto clamore, essere disponibili a dare una mano alle popolazioni che non hanno più bisogno. Se poi questo, il fatto di essere amministratori, aiuta a tenere il focus, l'attenzione alta su quanto è successo in quelle zone e i bisogni che hanno quelle persone, allora ben venga, insomma, di questo siamo contenti, ma i bisogni sono tanti e nel prossimo futuro davvero noi continueremo ad attivarci per coordinare tutti gli aiuti che la nostra popolazione vorrà portare. E allora chiudiamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo con le notizie di cronaca della giornata. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca: 60enne picchiato e rapinato nel parcheggio dello stadio Teni. È successo la notte tra sabato e domenica. Sentiamo. La polizia lo ha trovato in zona stadio, nel parcheggio di via Castello d'Amore, con il volto sanguinante e tumefatto a causa di un pugno che gli ha provocato la rottura anche di 2 denti. Si tratta di un 60enne trevigiano che è stato soccorso e ascoltato dagli uomini della volante. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stato avvicinato la sera prima da 2 stranieri che aveva conosciuto qualche tempo fa passando con loro la serata. Ad un certo punto i 2 ragazzi avrebbero chiesto al 60enne di accompagnarli fuori città, ma al suo rifiuto sarebbe scoppiata prima una discussione, poi una lite terminata nell'aggressione da parte dei 2 rumeni. Uno dei 2 ha colpito violentemente al volto l'uomo per poi portargli via il portafoglio, il cellulare e l'auto, un Alfa Romeo. Immediatamente è scattata la ricerca dei 2 malviventi. La mattina di ieri uno dei 2 stranieri è stato individuato e rintracciato in centro a Treviso grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in questura. L'uomo, 30 anni rumeno, è già conosciuto alle forze dell'ordine per diversi reati come ricettazione, furto aggravato e furto in abitazione. Una volta portato in questura il rumeno è stato controllato. Fra gli effetti personali che aveva dentro una busta è stato trovato il cellulare del 60enne trevigiano. L'uomo è stato quindi arrestato per rapina aggravata e portato in carcere. Cordoglio e dolore a Trevignano per la morte di Alessandro Gagno, 24 anni, deceduto mentre rientrava a casa dal lavoro in un tragico incidente. Sentiamo.
L'auto che perde aderenza e finisce sulla corsia opposta centrando un'altra vettura. È morto così alle 2:30 di domenica Alessandro Gagno, 24 anni, di Falzè di Trevignano. Il giovane lavorava come cameriere a Cornuda e stava rientrando a casa dal lavoro a Navolè di Crocetta, all'altezza di una curva tristemente nota per altri gravi incidenti. Lo schianto terribile. L'auto di Gagno si è capottata ed il giovane è morto praticamente sul colpo. Ferite in maniera fortunatamente non grave le 3 persone che erano a bordo dell'altra vettura. La notizia della scomparsa di Alessandro Gagno si è diffusa rapidamente in paese. Il giovane, appassionato di montagna e cucina, lascia i genitori ed una sorella, oltre ai tanti amici che nei numerosi messaggi sui social ne ricordano la solarità, l'allegria, il grande amore per la vita. Ma quella di domenica è stata una notte costellata di incidenti. A Treviso, alle 2:30, in viale Felicent, nello scontro tra 2 auto, sono rimaste seriamente ferite 4 persone. 2 erano incastrate tra le lamiere ed i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarle. A Pieve di Soligo, poco più tardi, un'auto è uscita di strada autonomamente, una persona è rimasta ferita. Dopo 20 ore di angoscia sono stati ritrovati sani e salvi 2 anziani coniugi scomparsi ieri pomeriggio a Valdobbiadene. I miei sono stati trovati, tutto bene, ringrazio comunque tutti quanti per la collaborazione dal primo all'ultimo, tutti quelli che sono riusciti a prodigarsi per la mia famiglia. Grazie. Sorride commossa la figlia Susi, ringrazia i soccorritori e tira finalmente un sospiro di sollievo dopo quasi 24 ore di angoscia per la sorte dei suoi genitori dispersi da ieri pomeriggio sulle colline tra Valdobbiadene e Cison di Valmarino. Eugenio Pagotto, 81 anni, e sua moglie Luigina, 78, erano andati ieri pomeriggio a fare un giro in auto sulle colline trevigiane. Poi, forse traditi dall'imbrunire, rientrando verso casa a Vittorio Veneto, si sono persi imboccando una stradina sterrata. Alle 18:30 la chiamata disperata dei 2 coniugi alla figlia, fermi in una non meglio precisata stradina in un bosco di castagni con l'auto bloccata da dei massi. Subito sono scattate le ricerche da parte del soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri. Il contatto telefonico con i 2 anziani è durato fino alle 23:30, quando la batteria del cellulare si è scaricata. Da allora più nessuna notizia, fino al pomeriggio di oggi, quando Eugenio e Luigina, provati e confusi ma comunque in buono stato di salute, sono stati ritrovati mentre tentavano di raggiungere a piedi la statale. A notarli un operaio del comune in una stradina sopra il cimitero della frazione di Santo Stefano. L'uomo è stato richiamato dalla coppia che aveva trovato riparo per la notte in una baracca. Accompagnati al centro di coordinamento delle ricerche e visitati in via precauzionale, Eugenio e Luigina stanno bene e possono finalmente tornare a casa. Domani, martedì 6 novembre, prima dei funerali, la salma di Vittorino Pavan, sindaco di Treviso dall'88 al 93, sarà esposta nella chiesa dell'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello. Amici, colleghi e cittadini potranno accedere dalle 8:30. La camera ardente rimarrà aperta fino al trasferimento del feretro nel Tempio Monumentale di San Nicolò, dove alle 10 saranno celebrate le esequie. Celebrazioni questa mattina all'Ovadina di Spresiano, sull'argine del Piave, per ricordare i caduti della Prima Guerra Mondiale nel centenario della vittoria. Sentiamo. Sentire un canti di guerra con questo qua, il Piave, cantato dai ragazzi, è qualcosa che ti prende l'anima. Commozione, ricordi, emozioni forti sull'argine del Piave. All'Ovadina di Spresiano la cerimonia a ricordo dei caduti della Grande Guerra è stata l'occasione per coinvolgere i più piccoli nel ricordo di quell'immane tragedia che fu il primo conflitto mondiale. Mia mamma nel 15-18 mi raccontava sempre: è venuta al Piave e l'acqua era rossa, perché la brigata Caserta e la brigata Veneto, che hanno combattuto qua sul Piave, che abbiamo fatto la festa sabato mattina, che sono venuti giù anche gli inglesi, è vero, hanno lasciato là 2600 morti. Dunque pensate voi, 2600 morti, l'acqua era rossa.
per fare quel lavoro che quel cibo ha, ho camminato tanto per il Piave per raccogliere tutte le schegge, quelle che trovavo, mi è riuscito a recuperare le schegge per fare questo monumento, questo ricordo per tutti. Io ho un ricordo vivissimo di mia nonna. Mio nonno era della cavalleria e mia nonna mi raccontava, mi faceva vedere, aveva ancora i gambali del nonno perché è morto poi successivamente a causa della guerra, e mi raccontava che aveva attraversato il Piave in piena, aggrappato ai finimenti del cavallo e custodiva come una reliquia i gambali del nonno che aveva combattuto nel 15-18. Ecco, noi abbiamo il grandissimo dovere di ricordare questo e di passarlo come testimoni ai ragazzi. Ed ora siamo alla pagina dello sport con il volley femminile. È stata presentata oggi a Treviso la Supercoppa Italia del 2018, partita stellare tra le corazzate Imoco Conegliano e Igor Novara. Mi aspetto una gran bella gara fra due squadre molto forti con dei roster lunghi ed importanti e spero di regalare personalmente uno spettacolo ai tifosi e a tutta la pallavolo italiana. Tutto pronto per quella che viene definita una partita stellare tra le due corazzate del volley femminile Imoco Conegliano e Igor Novara. Abbiamo una partita molto difficile, la Supercoppa con Novara, un'eterna sfida dall'anno scorso e insomma ci auguriamo di far bene. Ecco, abbiamo un Palaverde che si pronuncia un Palaverde delle grandi occasioni, pieno, e quindi forse ci darà la spinta decisiva. Sport e solidarietà, la presentazione della Supercoppa Italiana di pallavolo femminile che sabato prossimo al Palaverde di Villorba vedrà sfidarsi l'Imoco campione d'Italia e l'Igor detentrice della Coppa Italia, con in campo 5 settimi della nazionale azzurra. Per le Pantere di Conegliano il vantaggio di giocare in casa. Significa giocare con il pubblico dalla tua parte, significa giocare col calore di un pubblico che ti trascina, che ti spinge. Io personalmente lo sento molto, però come dicevo prima non sono io a giocare, sono le ragazze, però comunque anche le ragazze lo percepiscono, il calore e la spinta di tutto il pubblico di 5.000 e quasi 500 spettatori è veramente quel qualcosa in più. E per noi è un vantaggio importante, spero che il Palaverde possa essere pieno perché sarà uno spettacolo e una spinta in più per tutti noi. Dal volley al basket con la vittoria casalinga della De Longhi nel derby contro Verona. 75-66, De Longhi Basket fa suo il derby contro Verona e riparte all'inseguimento della capolista Fortitudo. Ieri al Palaverde tante le emozioni, non solo quelle sul parquet. Prima con l'omaggio a Gilberto Benetton, uno striscione in curva e un mazzo di fiori poggiato sul posto che era solito occupare durante gli incontri della Benetton. Poi il pensiero alle popolazioni venete colpite dal maltempo. I 7.300 euro di incasso sono stati devoluti a quei territori. Tornando alla cronaca della partita, De Longhi ha tirato fuori il carattere mettendo in difficoltà gli scaligeri. Al di là del vincere o perdere, mettere in campo un determinato tipo di pallacanestro e di atteggiamento caratteriale. Oggi la squadra l'ha fatto e abbiamo torto la confidenza di capire che potevano prendersi un tiro libero. Ecco, siamo stati molto bravi sulle rotazioni, siamo stati molto bravi a riempire l'area e siamo stati molto bravi a rimbalzo. Di lavoro ce n'è ancora molto da fare, spiega coach Menetti, e questa settimana sarà importante per arrivare preparati alla prossima gara. E adesso dobbiamo fare una grande settimana per giocare una partita con questa attitudine a Mantova. Da Treviso è tutto, torneremo naturalmente a parlare del maltempo nella nostra prima serata, tra pochissimo 20:10 con l'assessore regionale al turismo Federico Canere, poi alle 21:15 Ring, parleremo del maltempo assieme al governatore Luca Zaia e con collegamenti in diretta dalle zone disastrate. È tutto dunque, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.
Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo molto instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 6 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali frequenti, possibili un po' su tutte le province, alternati a qualche schiarita. Più asciutto in genere il Veronese e il Rodigino. Temperature minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 20 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, anche la nostra regione sarà infatti alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, alternate a pause più asciutte e anche soleggiate. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità, specie durante le ore notturne. Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Massime oscillanti invece tra 12 e 16 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.